Grande festa oggi all'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara. Tanta la gioia per la serie di eventi svoltisi questa mattina, a partire dall'accoglienza del gruppo folcloristico dei Piccoli del Guarino, all'interno dell'istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Todaro e dalla vicaria Anna Limblici. Un progetto che va ad inserirsi all'interno della settimana della legalità, promossa da Gaetano Scorsone, moderatore dell'area del Consiglio Pastorale Cittadino Padre Pino Puglisi. Nell'ambito della settimana della legalità organizzata dal Comune di Favara, questa giornata è stata dedicata all'Istituto Comprensivo Guarino per rendicondare alla cittadinanza tutte le attività relative al progetto legalità che sono state realizzate all'interno della scuola. Anche se la legalità non può ridursi alle attività che si manifestano in questa giornata, perché la scuola ha portato avanti tanti progetti proprio per indurre i ragazzi ad una riflessione sul comportamento che deve essere improntato alla legalità in tutti i settori della vita individuale e sociale. Noi quindi tendiamo in tutti i modi di far riflettere i nostri alunni sul comportamento individuale e sociale da adottare all'insegna della legalità, proprio perché se tutti agiamo sulla base della legalità la società può migliorare. Quindi questa è la nostra speranza, i ragazzi rappresentano proprio la speranza del futuro. L'evento si è posto come obiettivo quello di festeggiare e inculcare nelle giovani menti il senso del rispetto della legalità, intesa anche come lotta al bullismo, rispetto delle regole e in particolare del codice della strada. Tutto per portare ai giovani la cultura del rispetto delle buone norme del codice della strada, che significa dire la cultura del rispetto della vita. Perché i giovani possano percepire, ma i giovani ma anche e soprattutto i genitori, perché sono i genitori poi che avviano i giovani, i propri figli all'utilizzo dei moto e dei cicloveicoli e degli autoveicoli. Praticamente sappiano che l'utilizzo corretto di questi strumenti deve portare a facilitare il movimento, a conoscere nuovi ambienti, avere una certa anche libertà e piacere dei viaggi, ma tutto sotto il rispetto delle buone norme che tutelano la vita propria e altrui. La prima parte dell'evento si è svolta all'esterno con una serie di canti e balli, la simulazione di un giro in bici su un tracciato stradale sotto la supervisione dell'ispettore principale della municipale Gerlando Alba, nonché l'esposizione dei cartelloni stradali realizzati dagli alunni. Non sono mancate nemmeno auto d'epoca esposte di fronte alla struttura scolastica, portate sul luogo dal Club Auto e Moto d'Epoca dei Templi, di cui è presidente Noel Patti. Siamo giunti al 4 Memorial Gaetano Tuzzolino, questa si chiude con la cornice della festa della legalità e soprattutto un occhio che riguarda i giovani nella sicurezza stradale. Si interviene grazie all'intervento del dottor Gaetano Scorsone che ogni anno ci accompagna a girare percorsi scolastici. Quest'anno è toccato qui questa meravigliosa scuola con un ampio posteggio, cui saranno gli interventi con i bambini, con i bici per la sicurezza. Non è solo auto e moto, anche bici, perché sicurezza parte dai bambini. Ci si è spostati poi presso il refettorio scolastico alla presenza di alunni e genitori, dove varie autorità competenti hanno proposto vari interventi utili alla sensibilizzazione dei presenti, tra le quali il vicequestore aggiunto a capo della Polizia Stradale di Agrigento, Andrea Monreale, e l'arciprete di Favara, Don Giuseppe D'Oriente. Dove c'è legalità c'è sempre presente anche la Chiesa, perché la Chiesa si fonda sulla legalità, cioè sul rispetto delle regole. E quando parliamo di rispetto delle regole parliamo di rispetto di ogni persona, della sua dignità, dei suoi diritti, ma anche ogni persona si deve sentire coinvolto anche nei doveri che ha nei riguardi degli altri. E che tante volte noi ci comportiamo come solo fruitori di diritti e non di doveri, perché questo ci aiuta a vivere meglio, a vivere in concordia, a evitare tante tragedie e tante situazioni di conflittualità. Ecco, è bene cominciare con i ragazzi perché con loro può partire questo nuovo modo di agire, questo modo di vivere che aiuta a vivere come comunità e a rispettarci gli uni verso gli altri. Io sono molto contento che ogni anno
All'interno della settimana della legalità viene dedicato uno spazio qui a Favara dedicato proprio alle norme del codice della strada. Le norme del codice della strada hanno un qualcosa in più rispetto alle altre, non creano soltanto il buon cittadino nel rispetto delle regole, ma le regole del codice della strada servono anche per salvaguardare la propria vita e quella degli altri su strada, quindi hanno questo quid pluris in più rispetto alle altre norme che è fondamentale, servono, ripeto, per salvaguardare la nostra vita e quella degli altri. A seguire altri canti, rappresentazioni, balli e varie attività, tutte a tema legalità e lotta all'ingiustizia. L'Istituto Guarino ha colto l'occasione anche per celebrare la memoria dell'illustre favarese dal quale prende il nome, Gaetano Guarino appunto, uomo che spese la propria vita al servizio della legalità. Si coglie l'occasione di questa giornata proprio per valorizzare la figura di Gaetano Guarino, di cui la scuola, l'Istituto Comprensivo, porta il nome. Gaetano Guarino è stata una figura importante per i cittadini favaresi e tant'è vero che ancora vive nel ricordo di tutti. È stato una persona onesta che ha purtroppo sacrificato la sua vita proprio per difendere le sue idee sulla legalità. Una giornata ricca di iniziative alle quali hanno assistito tutti i bambini di ordine grado dell'istituto, sempre attento all'educazione civica dei propri alunni.